Allora, io sono nata in questa casa, a mamma aveva 18 anni e mio papà ne aveva 23. Come potete capire, hanno fatto pacca van ramò, come diciamo di tempo. Quando ha visto che mamma era città, se ne è fuggita. Che sono maritata a 5 ore e mano, non so mica che mese che l'era, che erano zone di testimoni, la famiglia più stretta. E mamma ha fatto che piangere tutta la cerimonia. A Gorcia, a 18 anni, ereditava ciò che era accaduto, ma l'amore è stato più forte. E voilà, io sono frutto di questo amore tanto. Le più belle annate sono state fino a 40 ore, perché in 40 ore è morta la mia mamma. Siamo stati accolti dalla famiglia della mia mamma, che c'era 2 sorelle e un fratello Brede. E un zio Brede che ci ha in carica e che ci ha mandato a scuola. È stato Danton Labbé, prete Jean Sabiani, che ci ha mandato a scuola fino all'ultimo. Siamo 4 figlioli, abbiamo avuto 4 belle situazioni. Voilà. Allora, a Gorcia che ho conosciuto c'era più frequenza, c'era più aiuto, c'era più fratellanza. Allora, dopo questo che è giunto, non ci troviamo più, perché ognuno sta nella sua casa, già ha beccato il carne, tutto il mondo bene in casa, e non c'è più questa fratellanza, non c'è più questa amicizia. Io sono anziana a scuola, continuai a praticare, continuai a visitare quelli a metà e quelli più vecchi. Allora sono uno dei più vecchi io, ma ho sempre tenuto a fare questo, perché mi sono mica scordata dell'abitudine che abbiamo e dei nostri usi, ma tutto si è perso, è cambiato. E beh, che li riflettono i giovani, che li trovano, che li basta istruirsi e poi che li cercano le idee nuove e mettono in valore la nostra cosa. Perché siamo obbligati, come ha detto oggi la nostra anzianeressa, perché non possiamo mica produrre ciò che mangiamo? Prima viviamo ciò che abbiamo. Ma guarda, tutto è nel continente, allora la vita è cara, non ci si può mica campare qui. Allora i nostri giovani si ridonnano le mani e si mettono a lavorare, che ci facciano frutti, che ci facciano legumi, che ci facciano carne, che ci mettono a lavorare come hanno lavorato i nostri baboni.